Sicuramente noi come Confindustria abbiamo un focus su quello che è l'integrazione, che noi vediamo però ampliata non solo per quanto riguarda la disparità di provenienza o di etnia, ma che si allarga anche a quello che è la disparità economica, la disparità di genere, generazionale e quello che poi è la povertà educativa che ritroviamo nelle nuove generazioni. Quindi un focus di Confindustria è proprio questo, è informare e formare gli imprenditori e le imprenditrici per quanto riguarda le nuove tematiche che il mercato ci sta offrendo. Stiamo cambiando totalmente, vediamo la transizione ecologica, ma la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, e dall'altro è quello di rappresentare gli imprenditori e le imprenditrici alle istituzioni perché queste possano emanare quelle norme che sono più consone poi per il lavoro di ognuno. E la terza sezione, diciamo così, di Confindustria Veneto Est, ma di Confindustria in generale, è proprio sull'education, cioè quella di strutturarsi per entrare in tutti quelli che sono gli istituti scolastici, dalle elementari all'università, proprio per un discorso di orientamento ai futuri lavori e quindi alle future occupazioni, ma anche per entrare culturalmente a spiegare il lavoro, che cos'è. Questa è un po' l'integrazione vista dal nostro punto di vista, cioè vista dal punto di vista del lavoro.